è di origine medievale, durante la dominazione spagnola in Sardegna, è di origine infatti religiosa innanzitutto, poi piano piano è stata trasformata in una serenata, despertina, poi il sardo, se noi arrangiamo sempre tutti i termini, questa despertina, despertada, disperata, è finita come una disperazione, ma non è un canto di disperazione. Oggi è diventato un canto importante, un canto molto sensibile, che spesso descrive situazioni che fanno riflettere, degli addii, addii amorosi, addii persone che partivano per fare il servizio militare, addirittura che partivano in guerra. Ma in realtà la Desisperata era una serenata manzanile, era una serenata che si cantava sotto la finestra della ragazza amata o desiderata e si faceva alle ultime ore della notte, quindi la mattina addirittura. Ed era, per me era uno dei canti più espressivi. Se un cantatore era in grado di eseguire bene la Desisperata, era un cantatore, perché non tutti erano in grado, sino a poco tempo fa, diciamo, chi è che eseguivano queste Desisperate? Zio Francesco aveva le sue tradizionali, zio Leonardo, Cicchedu Mannoni che cantava le sue Desisperate alla gallurese, che aveva un'altra melodia, un'altra tessitura vocale, e tanti altri, ognuno dava la sua interpretazione. Oggi i ragazzi ci danno la loro interpretazione e Matteo inizia con la Desisperata. Il titolo è A una dea, quindi a una donna, una bella donna. Desisperata. Venus
continuiamo con Sa Corsicana. Ne approfittiamo per dare una veloce spiegazione. Quando nasce questo tipo di canto, viene inserito nella gara del canto sardo alla fine degli anni 50, inizio anni 60, grazie a zio Francesco Cuveddu e in particolare a Ciccheddu Mannoni, che l'ha creata, ha preso lo spunto. Erano insieme, erano alla Maddalena, dovevano cantare. Nell'attesa hanno ascoltato un tenore, gli ha stimolato qualcosa, Ciccheddu Mannoni, che la fantasia non gli mancava, ha creato questo canto nuovo, l'hanno chiamata la Corsicana, anche se di corsicano non ha niente, e viene cantato in gallurese. Successivamente sono state fatte alcune modifiche più o meno originali, però dagli anni 60 in poi fa parte della gara del canto sardo, ma inizialmente non esisteva, è stato inserito dopo per allargare insieme ad altri canti nuovi quel grande periodo che è stato del canto a chitarra, che sono gli anni 60, che per me è stato uno degli anni più completi. Poi purtroppo è iniziato a scemare un po' tutto. Allora, se siamo pronti, qualche voce alla corsicana e poi continuiamo. Stiamo già nella seconda parte della serata, quindi la corsicana. Tu sei nata prima stella, tra l'usoliera e la luna, tu sei caretta, tu bella, come te lo pille una. Tu sei caretta, tu bella, come te lo pille una. Sciocco sempre in trebolia e non me che si affanna, canta e metti la mia, dormi su coriglia. Canta e metti la mia, dormi su coriglia, mamma. Coi rosi in una ialla, tutte due colori, già è bella la minori, mentre ancora è la mamma. Già è bella la minori, mentre ancora è la mamma. Prima di spuntare l'aurora, risplende una stella, era tanto tanto bella, ma tu sei più bella ancora. Era tanto
sospira nel cuore e l'occhi fa lacrima e che non pronuncia la tribuna d'amore fa sospira nel cuore e l'occhi fa lacrima e che non provano l'usa la tribonia d'amore e fa sospira nel cuore e l'occhi fa lacrima e fa sospira nel cuore e l'occhi fa lacrima. Tanto non posso cantare, chi la volta a bocca cane giunto a bambina, diritto a di magna cane giunto a bambina, diritto a di magna Una rosaglia si sa quanto la cosa ci può carbone e farlo della posta poi si comincia giornata para bella de composta tu guardi la luz patrono la rosaglia è di Simone tu guardi la luz patrono la rosaglia è di Simone Il monte in mare a giocata una rosa così vede graziosa e va più bella a toccare così vede graziosa va più bella a Vabbè. Capisci qualcosa? Capisci un cazzo?